Buonasera a tutti da Napoliello87 e Forza Napolese. Allora, parliamo del calciomercato, dei possibili acquisti. Allora, partiamo dal Napoli, dal nostro Napoli. Allora, il Napoli è vicinissimo a Hirving Lozano, classe 95, 24 anni, giocatore messicano della nazionale messicana, calciatore del PSV Eindhoven che gioca in Olanda. Allora, Hirving Lozano viene dal Pachuca, dove ha collezionato in 4 stagioni ben 43 reti. Poi si è ripetuto col PSV Eindhoven, perché ne ha fatti in 2 stagioni 48, è esploso del tutto. Lozano nelle sue caratteristiche più forti c'ha la velocità, l'abilità e il dribbling. È un giocatore che, a parte i gol, è bravissimo anche a fare assist. È bravo appunto nella velocità e a saltare l'uomo e collezionare assist, è bravo a tirare i calci di rigore, le punizioni. È un giocatore molto interessante a mio avviso. Per il Napoli farebbe bene, anche per le reti che ha fatto in 2 stagioni, perché se va a vedere in 2 stagioni 48 reti, le ultime 2 stagioni più o meno si avvicina su una media di 24 reti a stagione, mica male. Potrebbe fare l'esterno come la prima punta. Riguardo invece il secondo nome, James Rodriguez. Va avanti la telenovela, sappiamo che il Napoli lo segue almeno da quando è cominciato il calciomercato, è uno dei primi nomi sulla lista del nostro mister, di Carletto Ancelotti. La trattativa c'è stata, c'è ancora, il Napoli lo continua a seguire secondo me. Chi dice che ormai restava al Real Madrid, poi c'era l'Atletico Madrid. Allora, il Real Madrid ha sondato altri nomi per il centrocampo, per la tre quarti, come l'Atletico Madrid. E la squadra che resta in piedi, secondo me, è il nostro Napoli. E continuo a ripetere che prima o poi, o a fine mercato, o un po' prima, James Rodriguez vestirà la nostra maglia. James Rodriguez è un giocatore che dà qualità, è al centrocampo del Napoli o alla tre quarti del nostro Napoli, sarebbe perfetto. Un giocatore che è fantasista, che può dare i palloni per la prima punta, per l'esterno, se giochiamo anche con l'esterno dietro, con la semipunta dietro la punta, potrebbe giocare addirittura anche a centrocampo, fare il regista. Se lo metti sulla tre quarti o lo metti anche a centrocampo, secondo me è un giocatore che ti può far bene, perché c'ha un piedino niente male e c'ha una bella visione di gioco. A me piace tantissimo James. A chi è che non piace? Penso che a tutti i tifosi del Napoli, e stiamo aspettando il suo arrivo. Secondo me la cosa si farà riguardo James Rodriguez. Parliamo invece di Icardi, Maurito Icardi, che anche lui è un attaccante che stiamo cercando, che abbiamo provato a prendere. L'Inter cerca una cifra alta, intorno ai 60 milioni mi sembra, non 80, si è abbassata sul prezzo, perché ovviamente chi te lo va a prendere con 80 milioni? Cioè, chi te dà 80 milioni per Riccardo? Con tutto rispetto per Riccardi, che secondo me è un grandissimo attaccante, non si discute come giocatore, da uomo ha fatto cazzate insieme a Vandanara, però da giocatore non si può discutere, è un bomber d'area, cioè nell'area 99 su 100 la butta dentro, è forte, te ne sbaglia pochissimo, e per noi sarebbe perfetto uno come Icardi al Napoli, andrebbe a sostituire proprio Milik. Lì a quel punto farei lo sforzo, dispiace dirlo, pure a malincuore cederei Milik, e con i soldi presi da Milik, perché c'ha una clausola mi sembra sui 60 milioni, ma anche se viene una squadra e ti vuole da 50, 45, io accetterei, ci metterei quei 15-20 milioni che siano vicino, e andrei a prendere Maurito Icardi. Allora, però secondo me la vedo difficile come trattativa. Maurito Icardi, c'è la Roma, c'è il nostro Napoli, c'è la Juventus. Alla fine secondo me Maurito Icardi andrà a finire alla Juve. È più facile che vada alla Juventus. Nonostante il Napoli l'ha seguito come profilo, anche tra i dirigenti e Vandanara si sono incontrati per parlarne, ma anche lui ha preferenze verso la Juventus. Secondo me alla fine andrà a finire alla Juventus Icardi. Secondo me troverà un accordo con la società dove è ora nell'Inter, e con la Juventus, e alla fine si farà fra Juventus. Ora non so se ci sarà il cartellino di Dybala nel mezzo. Riguardando solo Icardi secondo me è più probabile la Juventus rispetto al Napoli e la Roma.
ritornando al discorso di James e Lozano, sono due giocatori, due profili che già cercava il nostro mister Ancelotti, cioè uno l'ha allenato sia al Bayern che al Real Madrid, mentre l'altro l'ha visto giocare nel mondiale, gli ha fatto i complimenti per come gioca e per tutto. Era un profilo che già anche Lozano piaceva ad Ancelotti, come a De Laurentiis, perché ovviamente sappiamo il presidente De Laurentiis, gli piacciono i giocatori giovani con talento, che possono esplodere e poi ci fa plusvalenza, ci fa dei soldi. Ovviamente io spero che non siano solo per la plusvalenza, ma per farci vincere qualcosa. Allora, il mio parere è, se arriva Lozano insieme a James, che secondo me arriva, se arriva Lozano insieme a James, esclude del tutto una prima punta. Se Lozano non dovesse venire insieme a James, arriverà un'altra punta, una prima punta, perché Lozano può fare sia l'esterno che la prima punta. Io, ad essere onesto, prenderei James e Icardi, anche se Icardi difficilmente il Napoli lo prenderà. Però io andrei su questi due obiettivi, anche se Lozano mi piace tantissimo. Se arriva anche Lozano non è che non lo voglio al Napoli, anzi è un bel giocatore, basta vedere le statistiche che vi ho detto, i gol li ha fatti, è un bel piede per gli assist, per servire assist, tirare di rigore, non mi mette a chiagnere, sicuro. Va bene anche Lozano. Fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate nei commenti, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti da Napoliello87 e forza Napolesse!